Va bene. Bene, buonasera a tutti e buonasera anche a chi ci vedrà su YouTube, perché come vi avevamo già detto nel corso del primo incontro, queste lezioni verranno registrate e verranno immesse poi su YouTube, in modo che anche chi non può partecipare o chi è distante possa assistervi. Siamo al secondo incontro, dunque, che è dedicato a Lepanto 1571. Allora, come vi dicevo, c'è una discontinuità cronologica, in realtà il corso avrebbe previsto Agnadello 1509 oggi, ma i due autori per problemi organizzativi hanno invertito le loro date. Lepanto dunque 1571 e vorrei brevemente introdurre la lettura del professor Pancera e anche il professor Pancera. Allora, come vi dicevo, scegliere alcune date evento, alcune date che hanno rappresentato veramente dei turning point nella storia veneziana non è semplice, perché qui veramente il gioco di memorie sovrapposte che hanno diverse origini, quelle interne al campo dell'elaborazione storiografica, quelle che invece hanno un'altra storia, non necessariamente scientifica o accademica. Qui il gioco di queste memorie spesso confliggenti o differenti è palpabile, è evidente. Un grande storico del Novecento, francese, che si chiamava Fernand Braudel, in un suo libro dedicato al Mediterraneo, pensate, un soggetto dunque non un grande sovrano o uno Stato o una repubblica, ma il Mediterraneo, e sto citando uno dei libri più famosi del Novecento, diceva che Lepanto è un disturbo di superficie. Come direte voi, ma come un evento così importante e così celebrato, da uno storico è detto come un disturbo di superficie, cioè un evento, riprendo quello che ho detto in un'altra occasione, che, uso un'altra metafora di Fernand Braudel, increspa appena l'onda del mare, oppure, diceva sempre questo storico francese, i francesi hanno un gusto della metafora, dell'immagine forse un po' troppo letteraria, diceva gli eventi, e noi in questo corso parliamo di eventi, sono come dei fuochi d'artificio, ci abbagliano, noi veneziani lo sappiamo, la notte del Redentore, ci affascinano, trasformano forse anche il nostro tempo, ma poi non resta nulla di questi fuochi. Altre tradizioni raccontano altri eventi, uno dei più diffusi, ma qui io non devo ricostruirlo perché questo tragitto, perché altrimenti farei una lezione parallela a quella di Walter Pancera e anche differente da quella che farà lui, un'altra lettura molto forte, predominante rispetto a quella di Braudel, che dice ma non è cambiato niente di fondamentale nell'economia, nella società, nella civiltà del Mediterraneo con Lepanto, non è cambiato nulla. Un'altra lettura invece più fortunata e più tradotta in vari modi nel corso del tempo, dice che invece si assiste a Lepanto a quello che noi oggi chiamiamo uno scontro di civiltà. E uno scontro di civiltà vuol dire proprio quel che sapete benissimo, c'è uno scontro tra il bene e il male, tra chi è portatore di idee giuste e invece chi invece è appunto figlio di una volontà iniqua, di violenza, di sopraffazione. Il rosso e il nero dunque, senza quelle mediazioni, quegli intrecci profondi, non come l'onda della superficie, ma come le correnti profonde del mare, che invece interessavano a Fernand Braudel. Ci si potrebbe divertire a percorrere in lungo, in largo, in alto, in basso, i luoghi, i modi in cui sono stati declinati queste due
come dire, metafore, queste due rappresentazioni, queste due interpretazioni. Vorrei portarvi solo, prima di dirvi chi è Walter Pancera, ma già lo conoscete, 2 o 3 spunti così molto estemporanei e superficiali che non hanno nessuna intenzione di suggerirvi percorsi particolari, ma forse solo di sollecitare in qualche altro modo la vostra attenzione e magari anche qualche domanda alla fine di questa oretta che trascorreremo in compagnia. Allora, la campagna statunitense in Afghanistan comincia il 7 ottobre 2001. Interessante questa coincidenza, perché il 7 ottobre è il giorno di Lepanto. Lo Stato Maggiore statunitense non aveva certamente idea di riprendere questa data così epocale di tanti secoli prima per iniziare, noi lo sappiamo, una guerra di civiltà, una guerra che con uno strano, e mi fermo a questo aggettivo, ossimoro, vuol portare la pace. Ma qualcuno però lesse, qualcuno che sa la storia, che si ricorda le date della storia, che è la roba più difficile, no? E fece qualche allusione, fece qualche comparazione tra questi due momenti. Pio XII, nel settembre del 1940, e sappiamo cosa vuol dire questa data all'inizio della pagina più vergognosa e più tragica della nostra storia, parlò alludendo alla Madonna, signora delle vittorie, non ignota a Lepanto e a Vienna. Voi sapete che 110 anni dopo Vienna c'è un'altra di queste grandi battaglie tra i cristiani e i turchi che rappresenterebbe un altro momento di questo scontro di civilizzazione. All'inizio delle prime elezioni dell'Italia democratica, non della Costituente, le prime elezioni politiche, uno slogan su manifesti della Democrazia Cristiana diceva noi dobbiamo, come dire, promuovere questa era la parola, una nuova Lepanto. Qui il nemico non è il turco, non sono gli altri, non sono gli orientali, o meglio sono altri tipi di orientali, e cioè i russi e il Partito Comunista Italiano. Dunque questa cosa di Lepanto funziona a più livelli e più mitemente nella nostra società così oggi dominata, come dire, da una traduzione pop, no? Direi così, di tutti i miti. Su internet potremmo trovare ad esempio Lepanto come titolo o argomento di qualche romanzo, di un puzzle, di un profumo e perfino di un brandy. Quindi devo dire che la fortuna a diversi livelli drammatici o molto leggeri di questo nome Lepanto è ancora molto vivo, a differenza invece della Quarta Crociata che ci è interessato per altri momenti. Il professor Pancera insegna storia moderna all'Università di Padova, ha studiato a Venezia e si occupa e si è occupato di storia economica veneziana, ma soprattutto della terraferma veneta, indagando le origini seicentesche e settecentesche di quella che viene chiamata la proto-industria, quello che viene prima della rivoluzione delle macchine capitalistica, ma era pur sempre qualcosa che aveva a che fare con l'industria, e quindi la seta, la lana, il cotone, la canapa. Poi il professor Pancera si è anche occupato di storia delle difese degli antemurali nella costa della Dalmazia e della Grecia, nelle difese veneziane del Mediterraneo, e infine anche di problemi in un libro molto recente come dire, che riguardano proprio la costruzione della laguna, potremmo così dire, nel corso del Settecento e del primo Ottocento. Vi ringrazio dunque per essere accorsi e accorse ancora così numerosi e lasciamo la parola al professor Pancera che vedremo che versione ci darà.
di Lepanto, abbiamo detto episodio concreto, l'aspetto tecnologico della battaglia, la sua rimemorazione come abbiamo fatto l'altra volta. Abbiamo proposto diversi piani di lettura. Grazie Walter e a te la parola. Grazie a te Alfredo. Ecco, devo dire che forse la cosa più difficile è questa sera dire qualcosa di originale su un evento appunto così tanto noto e dibattuto, come diceva giustamente l'amico Alfredo. E io non mi soffermerò troppo sulle interpretazioni perché sono talmente numerose, sia letterarie ma vorrei ricordare anche artistiche. Non a caso ho scelto io come così, manifesto questa immagine che è recentissima, no? Sid Twombly è un grande astrattista americano, in realtà poi lui è morto da non molti anni, viveva a Roma, quindi amava molto il nostro paese, anche perché questa serie erano 7 grandi pannelli, forse qualcuno di voi lo ricorda, erano stati esposti al padiglione centrale della Biennale nel 2001, adesso si trovano appunto a Monaco. Questo per dire che il riflesso anche artistico nella occasione dei 450 anni, no? Pochi mesi fa, il 7 ottobre dell'anno scorso, ero a Vicenza dove la loggia palladiana, non dal lato sulla piazza ma dal lato di fianco, ha una monumentale rievocazione di Lepanto, vero? È sottoscritta, potremmo dire, dallo stesso Palladio in qualche modo. Quindi, poi basterebbe andare a Palazzo Ducale, naturalmente, quindi iconografie, cose, oggetti monumentali e naturalmente molta carta su Lepanto da subito. Io poi mi limiterò a citare solamente un autore per evitare di essere ridondante e anche di annoiarvi, secondo me importante nella definizione di quello che poi in realtà è stato il mito, no, di Lepanto. Allora io oggi ho impostato un po' questo discorso cercando di evitare, ecco, un discorso strettamente sul mito e di vedere invece la realtà fattuale, direi così, e le condizioni, proprio quel discorso di più lungo periodo, ecco, casomai, che hanno permesso gli esiti di questo scontro, che sono abbastanza noti nelle loro grandi linee, no? Sappiamo tutti che l'armata della Lega Santa, stipulata qualche mese prima e che ha visto come protagonisti principali, poi c'era quasi tutto, una buona parte insomma, no, dell'Europa allora cristiana, tranne i paesi già passati alla Riforma, e questa Lega, vero, aveva come cuore la Spagna e Venezia. Vi dico subito non a caso perché la Spagna con le galere anche genovesi, stretti alleati, perché sono, assieme ovviamente all'impero ottomano, i 3 soggetti, i 3 protagonisti del scontro, diciamo così, per l'egemonia del Mediterraneo, in sostanza. No? Quindi non a caso sono anche i protagonisti di Lepanto. Quindi Twombly come rappresentazione di quanto ancora Lepanto sia evocativo, l'ha già detto Alfredo, quindi non mi ripeto, la parola Lepanto evoca subito, per chi è, come dire, più, non so nemmeno come dirlo, più a digiuno di storia, evoca subito degli schieramenti, no? L'idea di crociata, che pure c'era, vero? Anche in questa occasione, storicamente, no? Come rievocazione di una, come dire, un baluardo ideologico per contrastare quello che in quel momento, come vedremo, è l'ennesimo tentativo ottomano di espansione, no? Bene, facciamo a questo punto un passetto in avanti, e quindi il mito di Lepanto è un mito che si riverbera ancora oggi, a mio avviso probabilmente anche in qualche misura utilizzato senza molta attenzione, direi, perché
poi lo vedremo meglio, il successo della flotta alleata della Lega Santa non ha prodotto in realtà nell'immediato dei riflessi particolarmente importanti. È certamente un successo. Allora partiamo da lì. La realtà della battaglia ci rende conto di una forte vittoria degli alleati e soprattutto rende conto di una disfatta vera e propria dell'armata navale ottomana, no? L'armata ottomana contava circa 200 galere e un centinaio di navigli minori. Vi do delle cifre generiche perché le fonti non sono, nonostante l'importanza del fatto, non sono concordi esattamente sui numeri. Quindi teniamo questi numeri che sono comunque plausibili. Di queste galere probabilmente 160 vengono catturate e forse una quarantina escono indenni dallo scontro, quindi praticamente la distruzione, se vogliamo dire così, della potenza navale ottomana in quel frangente. Circa 20.000 morti, anche qui le cifre sono molto incerte, certamente furono molto più di qualche migliaio, e 8.000 schiavi catturati nel corso della battaglia e portati naturalmente in parte a Venezia, in parte a Roma, in parte in Spagna, eccetera. E qui poi tutta una questione anche che riguardava le spoglie, ci sarebbe da dire molte cose anche su questo aspetto, cioè sulle contrasti che fin da subito nascono già all'interno dell'armata cristiana alleata per spartirsi il bottino di guerra, ma queste sono cose forse anche da un certo punto di vista secondarie. Dall'altra parte la Lega Santa subisce pochissime perdite, 17 galere perdute, no? Molte danneggiate, però riportate indietro, 5.000 morti fra i veneziani e altrettanti feriti, 2.800 fra gli altri alleati e 3.200 feriti, cifre abbastanza approssimative che rendono conto di due cose secondo me. Prima di tutto è una giornata sanguinosa, no? Anche nelle guerre più moderne una trentina di mila caduti circa, poi molti feriti muoiono dopo, c'è tutto un problema anche lì di tentare di recuperare perché sono ferite da freccia, da arma da fuoco, da taglio, quindi ferite pericolose. All'epoca naturalmente la scienza medica non ha a disposizione nessun rimedio dal punto di vista farmacologico che avesse qualche risultato. Quindi un enorme dispendio di vite umane, questo va detto, quindi effettivamente Lepanto fu una grande battaglia dell'età moderna e sul mare certamente una delle maggiori in assoluto. Dall'altra parte la netta supremazia, potremmo dire, che la flotta alleata ottiene grazie a questa battaglia. La notizia arriva a Venezia il 18 di ottobre, si diffonde meglio il 18 di ottobre, arriva il 17 con la galera di Onfredo Giustinian, che adesso leggeremo anche qualcosina, e fin da subito si apre, potremmo dire, una grande propaganda, prima di tutto direi, attorno a questo evento. I veneziani stessi subito, adesso leggeremo appunto qualche cosina, enfatizzano ovviamente questa vittoria e poi la cosa viene ripresa e Lepanto resterà un elemento fin da subito, ripeto, importante nella storia europea, questo senz'altro, o meglio forse nell'immaginario europeo più che dal punto di vista dei risultati del fatto di cui poi parleremo. Fino a oggi, no? Volevo ricordarvi questo fatto che proprio dopo le vicende del settembre 2011 l'Imes, che è una rivista di politica internazionale, la più famosa che abbiamo in Italia, no, di geopolitica, sì,
titola il numero 2 del 2012, quindi a ridosso delle vicende dell'11 settembre, no? della decennale l'11 settembre, Lepanto è la memoria divisa, quindi proprio per sottolineare questo simbolo, vero, di questa battaglia come scontro di civiltà. Su Lepanto si continua insomma a ragionare e vorrei dire Lepanto diventa il simbolo, suo malgrado direi, e malgrado i veneziani anche, di un riscatto, vero, dell'Occidente nei confronti del mondo musulmano. Ma vorrei leggervi appunto l'unica citazione che secondo me vale la pena di vedere, sono le parole di Paolo Paruta, che nel 1605 pubblica, Paolo Paruta è stato fra gli storiografi ufficiali, vero, della Repubblica di Venezia, quindi lavorava per conto del governo, il maggiore, il meglio informato e anche colui che aveva forse una maggiore visione, vero, degli eventi, e dedica proprio una parte della sua storia, potremmo dire un appendice, ecco, no? alla guerra di Cipro, e ci racconta intanto come arriva a Venezia la notizia, poiché si vide essere alquante bandiere per l'acqua strasinate, quindi si portavano dietro le bandiere, no, degli ottomani, e che dopo alcuni tiri s'udì da quelli della galea e quella del Giustinian gridare ad altra voce «Vittoria!». Fu con allegrissimi gridi nella piazza corrisposto «Vittoria! Vittoria!». Ed in un punto volando questa nuova per tutta la città, tirò subito da ogni parte il popolo alla piazza di San Marco, facendosi da tutte dimostrazioni di così smisurata allegrezza. Qui la notizia è subito, vero, esplode, potremmo dire così. Furono nella città di Venezia e per tutte le altre dello stato di terraferma ordinate per 4 dì continui solenni processioni, e con suoni di campane, con fuochi e con altre dimostrazioni d'allegrezza, fatta più celebre e più chiara la memoria di quel felice giorno. Comincia subito, vero, dopo, no? Questa ipostatizzazione della vittoria, no? Mandarono parimenti tutti i principi italiani, suoi ambasciatori a Venezia, a rallegrarsi di tanta prosperità. Alle corti dei principi più lontani si fecero tali uffici che ben poterono mostrare et l'importanza di questo fatto et la stima che si faceva della Repubblica. Quindi su Lepanto, no, è un mattone importante del mito stesso del buon governo della Repubblica, no? E consapevolmente lo storiografo Paolo Paruta, no, sottolinea bene questo aspetto. Fin da subito un evento epocale, in sostanza, e fin da subito il tentativo di renderlo simbolico agli occhi, vero, dell'opinione pubblica, tanto interna, come diremmo oggi, no, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica, quella di allora informata, internazionale, quindi ambasciatori, le corrispondenze, eccetera. 2 paroline sulla localizzazione, perché poi di equivoci la storia è piena. La battaglia di Lepanto, naturalmente, spero che voi già lo sappiate, ma lo sottolineo per chi non lo sapesse, non si svolge a Lepanto. Lepanto è la base di partenza della flotta turca, dentro il Golfo di Patrasso naturalmente, ma la battaglia si svolse fuori il Golfo di Patrasso, cioè a sud delle isole Curzolari. Credo che, se vedete, credo che si possa vedere bene, qui c'è Missolungi, qui c'è la bocca del Golfo di Patrasso e noi siamo in questa posizione. Nella carta Google vedete meglio la situazione, qui abbiamo Cefalonia in sostanza, e la battaglia si svolge in queste acque tra le Curzolari e nei pressi delle isole Ionie. Vi ricordo poi che la flotta alleata veniva da Corfù, no? Ultima base dopo Messina toccata dal raggruppamento alleato, e quindi rapidamente riesce a portarsi di fronte all'imboccatura del Golfo di Patrasso. Brevemente il contesto. In che contesto allora si colloca questa battaglia? Perché appunto il problema non è certamente l'interpretazione del fatto storico in sé, l'abbiamo già visto, la vittoria, il
numero di vittime, è evidente insomma che l'esito della battaglia è fortemente favorevole alla flotta alleata e quindi alla Spagna e a Venezia, in sostanza, per rendere la cosa più semplice. Il contesto è un contesto direi molto complicato e che cercherò di rendere in 4 parole, ma non è facile. La prima constatazione che va sempre tenuta presente è che dal 1453, caduta di Costantinopoli, quindi l'impero ottomano si installa anche nel continente europeo, in sostanza, al 1797 come data di riferimento per la caduta della Serenissima, ma l'impero ottomano invece avrà vita lunga fino alla Prima Guerra Mondiale, no? In questo arco di tempo in cui c'è un confronto, insomma, no? In cui c'è una frontiera, potremmo dire, non solo marittima ma anche terrestre, in Dalmazia, in Grecia, in alcuni periodi, no? Questo confine fra impero ottomano e dominio veneziano su questa durata conosce 66 anni di pace scusate, 278 anni di pace e solamente, non sono pochi, 66 anni di guerra in totale. Allora, prima constatazione, complessivamente questo scontro plurisecolare, no? Che poi finirà col 1718, con la pace di Passarowitz definitivamente, questo scontro che comunque parte fin da subito, potremmo dire, la prima offensiva ottomana verso i territori veneziani data appunto al 1463, quindi poco dopo, insomma, un decennio dopo la caduta di Costantinopoli, e tutto sommato i momenti di tensione armata non sono molti rispetto ai tempi di pace, perché fin da subito i veneziani, che già avevano un loro rappresentante, no, il Bailo a Costantinopoli, Bisanzio, e lo mantengono, fin da subito vengono riconosciuti dei privilegi commerciali particolari, quindi in sostanza il diritto di commercio con i territori dell'impero ottomano, che poi si vanno espandendo, perché nel primo Cinquecento Nord Africa, no? Quindi dall'Oriente, dal Medio Oriente al Nord Africa e poi sempre di più dentro al continente europeo, i veneziani godono e godranno a lungo di una posizione privilegiata, in sostanza, perché i due, come dire, contendenti dal punto di vista bellico hanno anche e soprattutto dei grandi interessi comuni, che sono di natura naturalmente commerciale. Nel momento in cui poi l'impero ottomano si espande verso il Nord Africa, la conquista, vero, del regno dell'Egitto, l'occupazione di Alessandria, che è un grande terminal era il grande terminal sul Mar Rosso, no? E i porti naturalmente medio orientali, di lì passava e passerà fino, grosso modo, alla fine del Cinquecento il commercio delle spezie, prima di tutto, ma poi comunque tutta una serie, un interscambio importante fra Oriente e Occidente, di cui Venezia era e rimase il terminal a lungo più importante, no? Dunque, questo, il problema della pace va visto specularmente al discorso sulla guerra, rispetto alle due entità statuali che abbiamo di fronte. Tant'è vero, appunto, citavo prima questa presenza a Vicenza monumentale, da una parte la guerra, la battaglia rappresentata simbolicamente, dall'altra la pace. Come mai dice la pace? Non solo perché è stata fatta poi la pace, adesso lo vedremo, ma perché la pace consente dei rapporti continuativi e non distruttivi, potremmo dire, tra il mondo chiamiamolo pure occidentale, se volete, no? Quello che fa riferimento comunque a Venezia, e il Medio Oriente e il Nord Africa. Su questo si innesta però questo problema, per le guerre ci sono e sono dettate dal fatto dalla convinzione che la buona parte dei sultani ottomani ha del proprio ruolo espansivo, no? È una missione, potremmo dire, quella che molti di loro, in primis, no,
Solimano il Magnifico, no? Che è il grande costruttore, potremmo dire così, della presenza ottomana in Europa e nel Mediterraneo, sentono a tratti il bisogno di lanciare delle offensive e di appropriarsi di territori che in ogni caso possono anche essere considerati in molti casi contesi, no? E i precedenti con Venezia sono quelli che vedete, tra il 1463 e il 79, il 99 e il 1503, quello più vicino fra il 1537 e il 1540, che fu di fatto poi concluso con una sconfitta di fatto da parte veneziana da un'altra battaglia navale, che fu quella avvenuta nel Golfo di Prevesa sempre nell'ottobre del 1538, e dove la flotta ancora una volta alleata veneziana, spagnola, genovese praticamente subisce, se non una disfatta, comunque uno smacco abbastanza importante, anche per la scarsa volontà di combattimento dimostrata da Andrea Doria, che era alla guida delle galere genovesi. E dopo questo episodio sul mare i veneziani, è una parola usata dalla documentazione dell'epoca, adottano quella che chiamarono la politica dello scanso, cioè evitare il conflitto con gli ottomani, perché si sono rivelati molto pericolosi anche sul mare, e la forza, potremmo dire, della flotta veneziana non è tale da poter dirimere, no? Lo scontro sul mare, da poter averla meglio, insomma, sul mare. E quindi questa tattica, potremmo dire, di ritirarsi dentro l'Adriatico, comunque oltre il baluardo delle isole Ionie, ogni volta che si presentano squadre ottomane, ogni volta che si verificano dei pericoli dal punto di vista marittimo. Il rapporto con i turchi è un rapporto complicato. Vorrei ricordare solo una cosa, che al di là di questi periodi, no, di avanzata ottomana, c'è anche l'episodio della proposta di alleanza del 1509, ne parlerete credo la prossima volta di Agnadello, però lo voglio ricordare qui. Si attiva un meccanismo che poi non viene messo in atto diplomatico di avvicinamento agli ottomani per far fronte invece all'alleanza plurima, no, della Lega di Cambrai, quindi un po' tutta 3/4 d'Europa alleata contro Venezia. Si pensa di chiedere aiuto al sultano, quindi il rapporto, insomma, è un rapporto quantomeno non così nitido, ecco, da un lato, quindi non è un rapporto di scontro, è un rapporto di collaborazione commerciale per certi aspetti, di lunga durata, con dei momenti di grave crisi bellica e anche con 1 o 2 momenti di avvicinamento, l'ultimo dei quali fu il congresso di Vienna, perché il delegato ottomano, quello veneziano non c'è, ma il delegato ottomano è l'unico a ricordare, vero, l'esistenza dell'antica Repubblica di Venezia, cancellata, vero, da Napoleone, e cancellazione e poi viene ratificata a Vienna. C'è poi il terzo incomodo in questo contesto, quindi un contesto di spinte espansionistiche ottomane che avvengono naturalmente soprattutto, direi, nei Balcani, no? Quindi non è Venezia lì la più coinvolta, anche se lo è in Dalmazia naturalmente, per quel poco che nel Cinquecento Venezia aveva all'interno, direi, l'esclusione delle isole e delle città costiere, ma poi ci sono gli spagnoli, o meglio gli Asburgo, perché bisognerebbe risalire a tutta la vicenda, vero, di Carlo V, all'espansionismo asburgico, all'interesse che il Regno di Spagna ha nei confronti del Mediterraneo centrale, quantomeno, no? E quindi i problemi che riguardano soprattutto le coste africane,
e Algeri, Tunisi, il controllo di basi importanti per la marina spagnola. Il Mediterraneo occidentale all'epoca di Lepanto è già un lago spagnolo, no? Perché sono spagnoli i viceregni di Sardegna, di Sicilia, di Napoli, Genova alleata organicamente alla Spagna, no? E dunque quello spazio marittimo è già uno spazio spagnolo con appunto le spine nel fianco, potremmo dire, dei potentati musulmani del Nord Africa, Algeri, Tunisi soprattutto, no? E quindi l'interesse del mondo spagnolo di Carlo V prima e di Filippo, suo figlio, no? Secondo dopo, è quello di mantenere il controllo su questo spazio acqueo, e l'interesse, potremmo dire, per il Mediterraneo orientale è relativamente scarso, no? Tantomeno sono interessati gli spagnoli alla area adriatico-ionica, dove comunque la potenza veneziana è in grado, insomma, di controllare quantomeno la situazione. E dunque già in questo momento potremmo dire stretta un pochino fra l'espansionismo ottomano, la potenza spagnola dall'altra parte, Venezia, bene o male, era già abbastanza consapevole che il suo spazio, potremmo dire, marittimo fondamentale era appunto quello adriatico-ionico, con le propaggini fino alle Ionie, e da lì tenere aperti i canali di comunicazione, cosa che tra l'altro, Lepanto o non Lepanto, guerra di Cipro o no, rimarrà. Questi canali resteranno aperti fino alla fine. Ci sono colonie e interessi veneziani ad Alessandria, a Smirne, a Aleppo fino alla fine del Settecento. Quindi, in fin dei conti, sotto il profilo strettamente commerciale degli scambi, questa situazione resterà poi comunque invariata, nonostante la perdita di Cipro, nonostante la perdita nel 600 di Creta, nonostante insomma così, lo scivolamento, potremmo dire, della potenza veneziana in Egeo, tutto sommato però, grazie al controllo appunto dell'area adriatica, chiamiamola così per semplicità, no? Il Golfo come lo chiamavano, no? I veneziani, resta abbastanza ben garantita anche la comunicazione verso il Nord Africa e verso Oriente. La chiave, potremmo dire, di volta di questa vicenda è certamente Corfù, no? Corfù come base navale, come punto di difesa della flotta e della stessa città di Venezia, perché Corfù resta con le sue due fortezze cinquecentesche, tra l'altro, quindi risistemate proprio in questo periodo, resta l'antemurale, potremmo dire, di Venezia per il suo spazio, potremmo dire così, navale. Infine il clima della crociata, sì, è evidente che il fatto di Lepanto assumerà una grande importanza, perché fino al 400, insomma, e almeno dalla caduta di Costantinopoli in avanti, le armate ottomane, l'esercito ottomano sembra inarrestabile, non subisce sconfitte, né terrestri né navali, e quindi l'importanza del fatto dal punto di vista simbolico si potrebbe anche spiegare semplicemente così: finalmente, no, abbiamo vinto noi, no? Ecco. E è facile capire che da qui, sapientemente orchestrato, il simbolo può diventare il simbolo di, se non altro, delle capacità di resistenza, perché effettivamente anche di questo si tratta, dei paesi cristiani rispetto all'espansionismo ottomano. E veniamo allora alle motivazioni, no? Sempre se questo è il contesto generale, quindi un contrasto, no? Per il controllo di un'area marittima molto vasta, ma soprattutto dei corridoi, potremmo dire così, di comunicazione marittimi.
Di fatto, lo anticipo perché poi magari non so se faremo a tempo a toccarlo per bene, il risultato sul piano concreto di Lepanto è quello di stabilizzare un equilibrio, quell'equilibrio lì, cioè l'impero ottomano controlla lo spazio marittimo del Mediterraneo orientale, la Spagna quello occidentale e Venezia la propaggine, potremmo dire, adriatico-ionica. Da lì fino a metà 600 non si muoverà più nulla, fatto salvo la presenza non né casuale né così sporadica dei pirati, che sono di tutti i generi, e quindi non pensate solo ai pirati nordafricani, no, magrebini, ma ci sono i maltesi, l'ordine di Malta che fa pirateria a tutto spiano, ovvero contro i navigli ottomani soprattutto, ma ci sono anche i pirati su Ranarenta, ci sono quelli di Fiume, no, i cosiddetti uscocchi, c'è una costellazione di piccole realtà pericolose che i vari stati e soprattutto Venezia, ma anche gli ottomani cercano di contrastare in qualche misura per evitare la rottura di questo equilibrio, per evitare un possibile sfaldarsi di questo bilanciamento che dopo Lepanto si verifica in sostanza. Quindi quello che darà fastidio per 70-80 anni, mica pochi anni, sarà solo la pirateria. E io ho visto, è una cosa che forse è stata poco trattata anche dal punto di vista storiografico, questa faccenda dei pirati uscocchi che se vengono pescati a Zara gli infilzano la testa sulle picche per farlo vedere ai sciangiacchi ottomani: guardate che noi ci pensiamo al nostro ordine, no? Ci siamo, per far capire che stiamo dalla stessa parte per, come dire, garantire un certo tipo di spartizione, chiamiamolo così, delle acque mediterranee in funzione appunto della garanzia verso un più o meno regolare svolgimento dei traffici. Dicevo, detto questo, l'episodio Lepanto non lo dico solo io, ma l'ha scritto per esempio recentemente, anche enfatizzato via mass media, Alessandro Barbero, no? Che ha scritto un volumone alto così, quindi se voi volete una summa su Lepanto compratevi il libro di Barbero che vi darà tutti i dettagli che volete. Io l'ho trovato un po' pesante, devo dire la verità, dal punto di vista divulgativo, ecco, forse si poteva, però li trovate molto, trovate comunque lo stesso ragionamento che mi pare ovvio, anche a me, cioè i motivi della vittoria sono sostanzialmente tre, ma soprattutto io poi mi soffermerò su uno in particolare perché ci tengo. È una vittoria facile, tutto sommato, nel senso che la sproporzione di forze è notevolissima. Prima di tutto direi la superiorità numerica dei combattenti. Dunque, l'armata cristiana dispone di circa 36.000 uomini armati di tutto punto, moltissimi dei quali anche con moschetto, quindi o archibugio, con armi da fuoco, la maggior parte dei quali spagnoli, tra l'altro, no? Fanti spagnoli, a cui si aggiungevano circa 30.000 rematori, perché la stragrande maggioranza dei rematori, dei galeotti, vero, delle galere cristiane, erano rematori liberi, compresi quelli delle galere veneziane. E naturalmente questi all'occorrenza venivano armati, quindi avevano la possibilità di intervenire nello scontro. Dall'altra parte, quindi, rematori ferrati, no? Si diceva così, ferrati perché avevano il ferro, avevano la spada in mano e magari anche uno scudo per difendersi, no? Qualche volta anche elmo e corazza nei casi migliori, quindi erano quasi quasi dei veri e propri combattenti. Gli ottomani invece, secondo le stime date, ne avevano circa 20.000 combattenti, i rematori erano la maggior parte schiavi, cristiani e non. E dunque questi erano incatenati e non potevano combattere in sostanza. Quindi la sproporzione sotto il profilo numerico
dei combattenti, ripeto, perché in realtà i navigli erano di più quelli ottomani, ma il numero dei combattenti effettivi era quasi il doppio, insomma, più del doppio anzi, era la sproporzione di forze. E questo è un motivo molto chiaro. Se tenete presente che poi la giornata di Lepanto si concluse classicamente con arrembaggi e con un corpo a corpo generalizzato, la sproporzione numerica ovviamente avvantaggia in maniera decisiva la flotta alleata. L'artiglieria, anche qui la proporzione è circa il 50%. Sappiamo che la flotta alleata monta circa 1800 bocche da fuoco, mica poche, di vario calibro, tra grandi e piccole, adesso ne parleremo un istante. I turchi probabilmente circa la metà. Quindi la capacità di offesa, per quanto questa sia stata effettivamente la prima battaglia navale in cui l'uso delle artiglierie è stato massiccio, ma lo è stato solo da una parte, cioè dalla parte cristiana e soprattutto veneziana. Adesso diremo anche qualcosa sul perché. Quindi abbiamo una potenza di fuoco molto maggiore, abbiamo anche delle imbarcazioni, dei bastimenti, cioè galere, vero, a remi e a vela, molto più. Mi spiace che l'immagine qui è tagliata perché era abbastanza importante vederla tutta, però ve la descriverò, non so perché è venuta così, perché è probabilmente il cambio di computer. Era una ricostruzione di una galera veneziana in assetto da combattimento. Le galere occidentali avevano due vantaggi su quelle ottomane. È stato spesso fantasticato sui rostri che Don Giovanni d'Austria, che era il generale, no, il comandante supremo, fratellastro di Filippo, no, che comandava, aveva fatto togliere i rostri alle navi. No, non è quello il problema è che le galere alleate hanno in più di quelle turche due cose. La prima, le cosiddette pavesate, cioè dei ripari sul fianco a livello uomo, quindi c'è un riparo dalle frecce o dai proiettili lanciati, vero, dalla flotta nemica. I turchi non li avevano, non avevano pavesate e soprattutto non aveva le cosiddette rembate, che qui non potete vedere perché è stata tagliata dall'immagine, cioè la parte anteriore delle galere cristiane aveva questo castello di prua, in sostanza, dove erano montate le artiglierie e dove potevano montare i fanti in funzione poi dell'arrembaggio, da cui appunto arrembaggio deriva proprio da rembata, vero? È rembata la parola madre di arrembaggio. Si monta sulla rembata e da lì si smonta, perché grazie alla rembata le galere cristiane erano più alte, avevano una posizione di predominio rispetto a quelle turche che non l'avevano. Quindi anche dal punto di vista tecnico-costruttivo navale la flotta ottomana è in netta inferiorità. Detto questo, voi capite facilmente che sostanzialmente la questione era di facile soluzione. Diciamo l'ultima cosa che non ho ricordato e poi magari la vedremo meglio. C'è anche quella che Brodel, sempre per citare lo stesso grande storico, chiamò la magnifica improvvisazione dei veneziani, che è una definizione che non va bene, cioè Brodel ha sbagliato di gran lunga, nel senso che non è per niente un'improvvisazione. I veneziani schierano, oltre a metà circa delle galere, un centinaio, poco più di galere proprie, schierano queste famose 6 galeazze, cioè 6 imbarcazioni che sono quasi, direi, esagero per far capire, per carità, antenate di una corazzata, insomma, nel senso, adesso lo vedremo anche in quale proporzione, montano un parco di artiglieria spropositato rispetto soprattutto alle galere turche, non così maggiore rispetto alle galere normali, ma soprattutto di qualità e di capacità di fuoco
molto molto migliore. E queste 6 galeazze vengono messe 2, prima vi avevo fatto vedere, spero che si possa tornare, no, io sto andando avanti e non indietro, eccolo qua, qui lo vedete anche nell'immagine, sono queste, no? Vengono messe, anzi più che messe, vengono trainate perché erano grosse, lente, eccetera, vengono trascinate davanti alla flotta alleata e come una specie di barriera di fuoco all'avanzare della flotta turca. Tra l'altro funzioneranno molto bene le 2 del fianco sinistro e del centro, quelle sul lato destro comandate sempre dal solito Andrea Doria pare non siano nemmeno entrate in battaglia, però 4 su 6, una di queste, mi pare quella del Barbarigo, se non vado errato adesso, se la memoria non mi inganna, riuscirà, una volta passata la flotta turca, anche a girarsi e a colpirli da dietro, no? È un altro elemento di superiorità. I turchi manco se l'immaginavano sta cosa, ma nemmeno gli spagnoli avevano ancora qualcosa del genere. Non ci sono ancora qui i galeoni, è vero, i grandi galeoni da combattimento, perché poi siamo in Mediterraneo e un certo tipo di imbarcazioni non poteva funzionare in questo contesto. Primo perché in Mediterraneo i venti non sono regolari, non siamo in oceano, non ci sono gli alisei e i venti sono molto improvvisi, tutti noi conosciamo la Bora, arriva, adesso si riesce a prevederla, ma un tempo, fino a non molto tempo fa, arrivava quando arriva e arrivederci, no? Quindi il problema dei venti e poi il problema di manovrare sullo stretto e su fondali bassi, e quindi occorre avere delle imbarcazioni, le galere appunto, in grado di far affidamento sulla forza dei remi e agili. Sono strette le galere, non sono come i galeoni, eccetera. Quindi queste imbarcazioni se le inventano i veneziani negli anni immediatamente precedenti, non il giorno prima naturalmente, ma sono il frutto di un progetto di rafforzamento. Ecco qui il problema della durata storica, di rafforzamento dell'apparato difensivo e, se vuoi, offensivo della flotta e di tutto il dispositivo marittimo che viene perseguito soprattutto dopo il 1540, cioè dopo Prevesa, come dire, quasi anche in parte come dire, in perfetta sincronia con l'aumento delle difese anche in terraferma, e quindi le fortezze numerose che vengono o ricostruite o fatte ex novo, marittime intendo, vedi appunto Corfù, e poi il potenziamento del parco di artiglieria e delle capacità difensive e offensive del dispositivo marittimo veneziano. Siamo nell'epoca in cui per esempio a Venezia viene ricostruito e migliorato, non ricostruito e migliorato il forte di San Nicolò, il forte, quello di Chioggia, gli ottagoni che voi trovate uscendo, ovvero alla bocca di porto di Malamocco, sono stati costruiti negli anni immediatamente precedenti Lepanto. Quindi non è un'improvvisazione né la presenza delle galeazze né questa capacità difensiva offensiva, che in questo caso diventa offensiva, della flotta e del dispositivo veneziano. Tra l'altro durante la guerra di Cipro i turchi tentano di conquistare Corfù, mettono sotto assedio Corfù, vengono respinti. Il dispositivo difensivo di Corfù funziona alla perfezione, se vogliamo dire così, e tutto questo apparato consente, vero, di respingere insomma l'offensiva turca sul mare. Tutto qua. In terra mica tanto, perché la guerra di Cipro, voi sapete, non solo Cipro viene perduta, anche lì c'erano state fatte delle cose, perché erano state fortificate negli anni immediatamente precedenti di Massola e Famagosta, che è l'ultima poi a cadere, e era stata costruita ex novo la fortezza di Nicosia. La città di Nicosia, la capitale, vero, di Cipro, è ancora visibile nel suo perimetro perché ha informato, come tutti questi casi, la città, no? Se volete un esempio pratico, andate
a Treviso, a Padova, a vedere come il centro storico, no, è ancora delimitato dalle mura cinquecentesche. Questo accade anche a Nicosia, ma purtroppo quando arrivano i turchi intanto sono in grande numero, secondo, la fortezza non è del tutto completata, terzo, la guarnigione è scarsa, sono circa 4.000 uomini, i turchi invece sono circa 20.000 e restano isolati, e in capo a 2 mesi appunto Nicosia cade, però Corfù no, insomma, in sostanza. Quindi un sistema vero, difensivo e di risposta come dire, all'espansionismo ottomano, soprattutto sul mare. Questo è un documento anonimo che mi pareva interessante citare, perché per capire che cosa è accaduto, per il fumo grande della morta artiglieria non si poteva vedere per un pezzo da quale parte si incamminasse la vittoria. Trovavo interessante questa testimonianza anonima coeva, perché ci dice che chi stava combattendo quella battaglia non ci ha capito niente, e mi pare comunque una notazione, come spesso accade peraltro, no? In questi casi, nelle campagne napoleoniche non era molto diverso, cioè il fumo, lo strepito dei cannoni, ognuno ha combattuto il suo pezzo e chi lo sa come va a finire, poi invece il risultato abbiamo visto qual è stato. Ecco, vorrei spendere 4 parole. Quanto tempo ha ancora, Fredo? Siamo una decina di minuti. Allora cerco di essere rapido, perché poi vorrei arrivare a dire qualcosa. Ho tante robe da dire, però sulle conseguenze. Facciamo venire un'altra volta. Sì, appunto, l'anno prossimo. Mi piaceva, siccome è una cosa tutto sommato poco nota, sottolineare appunto questo aspetto più strettamente tecnologico, chiamiamolo così, delle artiglierie veneziane. Allora, perché dico questo? Perché in questo periodo, cioè nel secondo Cinquecento, in sostanza Venezia, grazie alle fonderie che si trovavano appena fuori l'arsenale, no? E alle sue dinastie di costruttori, diffusori di bronzo, era all'avanguardia assoluta in Europa da questo punto di vista, no? E gli alberghetti, vero, le famiglie alberghetti di conti sono grandi dinastie di fusori di bronzo. Era un lavoro piuttosto impegnativo, adesso vedremo anche un paio di immagini, e grazie a grande sforzo anche economico, perché questa gente qua, insomma, io ho visto, se non ricordo male, il salario degli alberghetti che lo mandano a un certo punto a Creta, gli danno una valanga di soldi, insomma prende molto di più di un governatore di fortezza o di gente di questo tipo, quindi tecnici potremmo dire all'avanguardia, e riescono a garantire una evoluzione, ecco, delle artiglierie ancora di bronzo, perché ancora i pezzi si fondono nel bronzo, che collocano a Venezia appunto i vertici della tecnologia non europea, ma a quel punto mondiale, perché da nessun'altra parte si fabbricano artiglierie di questo valore. Per la seconda metà del Cinquecento per le galere si afferma una specie di standard, cioè ci sono dei veri e propri standard, anche se non così dichiarati, perché purtroppo abbiamo perso molte carte, cioè le carte del provveditore artiglierie sono andate perse fino all'inizio del Settecento, quindi ci siamo dovuti basare su una documentazione sparsa, però le galere presentavano questo grosso pezzo da 50 libbre di palla, cioè una bocca da 173 centimetri, quindi adesso lo vediamo un'immagine, quindi un bel 17 pezzo, sì, 17 millimetri, sì, certamente. E poi presentava una serie di pezzi minori all'inizio. A metà secolo questi aspidi, che erano dei tipo di artiglierie di minor calibro, e dei pezzi portatili, falconetti e moschetti,
e uno standard che poi, pur mantenendo il pezzo principale, che era quello a prua proprio davanti, in sostanza, affiancava altri tipi di artiglierie più aggiornate, falconi, falconetti, e poi sempre di più nel corso del secolo la presenza di queste perere, cioè dei cannoni lanciapietre, di cui adesso vedremo rapidamente, che davano cannoni di piccolo calibro, che avevano però dei vantaggi notevoli, che erano presenti anche a Lepanto. Ve li faccio vedere rapidamente. Questo è uno degli esemplari conservati qui al Museo Navale, quindi potete andarveli a vedere tranquillamente. È una bestia da quasi 3 tonnellate di peso, di bronzo, e di lunghezza, adesso non mi ricordo più, ma erano 3 metri e qualcosa, un affare piuttosto importante, che sparava proiettili naturalmente di ferro, quindi palle di ferro, e riusciva ad avere gittate utili anche di parecchie centinaia di metri, quindi non un pezzo che sparava da qui a lì, insomma. E poi eccole qui le perere cosiddetta da Braga, perché questi piccoli cannoncini potevano essere caricati da dietro, erano a retrocarica, che è un vantaggio notevole se ci pensate, mentre gli altri pezzi dovevano essere, come si vede nei film, no? Caricati con la stoppa davanti. Questi qui in questa posizione, la Braga è questa aggeggio che serviva per, come dire, spostare, perché vengono montati su una base mobile, quindi possono essere diretti e spostati, e all'interno qui c'è un vano, in sostanza, dove veniva introdotto il cosiddetto mascolo, cioè la carica. Praticamente veniva prima la palla, poi questa carica già predisposta di polvere che poteva essere introdotta da dietro, e quindi aveva il vantaggio che colui che manovrava il pezzo era più protetto, non doveva spostarsi davanti, vero, al pezzo, e di solito di questi mascoli ce n'erano 3 o 4, quindi la possibilità di ricaricare rapidamente. Per lo più sparano pietre, ma l'effetto a livello di arma contro le persone non è tanto diverso da quello di un'arma di maggior calibro, soprattutto negli scontri ravvicinati. E le galere veneziane sono abbastanza ricche di questi pezzi. Le galeazze prima di tutto avevano un numero di pezzi molto più ampio, diverso a seconda di chi. Naturalmente Francesco Duodo, che era capo della squadra delle galeazze, aveva una galeazza con l'armamento più nutrito. Di cannoni da 50 libre ne ha ben 2, ma sono colubrine, cioè sono cannoni con la canna più lunga e che almeno in teoria possono colpire da più lontano, no? E con più precisione. Altre colubrine di calibro inferiore, come vedete, dei cannoni come quello che abbiamo visto di minor calibro, e ben 8 lanciapietre da 3 libre, cioè da palle piccole, quelle servivano appunto per colpire le persone in sostanza, no? 28 pezzi in totale. È un armamento che troveremo solo successivamente nei grandi galeoni, no? Nelle navi oceaniche dotate però di più ponti. Qui invece non ci sono molti ponti, c'è un ponte solo, c'è una rembata, come vedete in questa ricostruzione, perché in realtà non possediamo un modello sicuro di galeazza. Questo disegno che vedete è un'ipotetica ricostruzione, pavesate più alte probabilmente per consentire anche il riparo ai numerosi pezzi che a quel punto vengono schierati anche sui fianchi, e una stazza maggiore della imbarcazione. Queste sono, diciamo, le forze in campo dal punto di vista della potenza di fuoco, ma vorrei sottolineare, anche perché siamo qui a Venezia, ovviamente, la presenza di un sistema di stivaggio e di fabbricazione della polvere che coinvolge una serie di posizioni attorno all'arsenale di Venezia, che è sempre
il perno di tutta questa vicenda. E qui avete a partire dagli anni 60 la fabbrica di Sant'Angelo, Sant'Angelo e Polveri, vero? Ma c'era una fabbrica anche a Lido di polvere, oltre a quelle che c'erano in terraferma e che all'occorrenza rifornivano Venezia, per esempio a Treviso, che era quella più importante, o Padova, e poi una serie di polveriere che vengono dislocate a partire appunto da 3 anni prima di Lepanto, prima del famoso incendio dell'Arsenale del 1570, si comincia già prima a pensare a dislocare la polvere da sparo fuori dal tessuto urbano per evidenti motivi di pericolo. Poi esploderà lo stesso l'Arsenale perché c'era ancora polvere dentro, ahimè. Ecco. E quindi i primi a Lazzaretto Nuovo, poi a San Secondo, a Lazzaretto Vecchio, no? E quindi una cintura alla Certosa, dove è stata distrutta dai lavori, ahimè. No, c'è ancora il casello a polvere, ma è stato completamente, come dire, rovinato dai lavori di restauro che sono stati fatti coi piedi, aggiungo io, mentre a Lazzaretto Nuovo potete vedere i 2 caselli da polvere così come erano, con il loro sistema. Gli manca solo la fodera di legno, perché lì c'era un'intercappedine di legno e un sistema di arieggiamento per consentire alla polvere di rimanere efficiente, di non bagnarsi, eccetera. Quindi anche questo fa parte di questo dispositivo di cui parlavo, cioè un sistema di approvvigionamento e di stivaggio alla polvere da sparo, perché ne occorreva molta, occorrevano le cariche di polvere molto elevate per poter ottenere qualche risultato con quei bestioni che abbiamo visto prima. E arrivo a chiudere, datemi ancora 3 minuti solo, cercherò di essere rapidissimo, per quel che è possibile, seguendo un pochino qui solamente la scaletta, le conseguenze immediate. Allora, cosa succede? Vinciamo, insomma, no? Veneziani, vinciamo a Lepanto, abbiamo questa grande vittoria in tasca, non viene sfruttata. Primo, perché? Intanto siamo già troppo tardi, per 2 motivi. Tardi di stagione, siamo il 7 ottobre, navigare con queste imbarcazioni da guerra, perché voi mercantili tutto sommato si viaggia lo stesso, i tempi però sono dilatati perché con la brutta stagione bisogna fermarsi. Ricordiamoci che si va a vela e che la spinta dei rematori può essere utilizzata solo momentaneamente, non si può attraversare tutto il Mediterraneo a remi, La stagione è molto tarda e quindi la mobilitazione di questa enorme flotta era già stata protratta a lungo, aspettando, andiamo a Messina, torniamo, andiamo verso Malta, alla fine Corfù, alla fine c'è la battaglia, poi chi si è visto, anche perché anche la flotta cristiana aveva avuto appunto molti feriti, molte navi danneggiate e quindi bisogna rattoppare, insomma, la faccenda. Quindi non succede niente, dopo semplicemente si torna a casa. Quindi, primo effetto. È tardi anche per il destino di Cipro perché appunto, anzi la notizia, la resa di Famagosta, arriva un paio di giorni prima proprio alla flotta cristiana che sta alla fonda a Corfù e sono molto incazzati. Anche questo forse è stato anche uno stimolo perché, come tutti sapranno, la guarnigione, soprattutto gli ufficiali veneziani, vengono trattati in maniera ignobile, questo è un fatto, Bragadini, vengono massacrati e nonostante si fossero arresi e ci fosse un accordo per la cessione delle armi in sostanza. Quindi questo episodio però dal punto di vista sostanziale segna la fine di Cipro. Cipro è ottomana dall'agosto del 1571, Lepanto arriva dopo, quindi non ci sarà possibilità alcuna di riprendersi l'isola. L'anno dopo il potenziale marittimo ottomano viene ricostituito, cioè straordinariamente con una mobilitazione enorme, sono gli stessi
informatori veneziani che lo dicono, guardate che la flotta turca adesso è di nuovo più o meno quella che era l'anno scorso, quindi non subiscono, potremmo dire, un danno. L'impero turco è già una compagine enorme, ha dalla sua anche forse un vantaggio, come hanno oggi, no, i regimi totalitari, di poter mobilitare risorse con molta facilità, ecco, e senza tante discussioni, che da un punto di vista politico può essere anche un vantaggio, come possiamo ben immaginare. La flotta ottomana è di nuovo pronta a fronteggiare chiunque. Benissimo. L'anno dopo, infatti, nuova campagna navale nel 1572, ci si limita anche per i problemi appunto insorti in campo spagnolo a alcune scaramucce che toccano il Peloponneso occidentale, quindi l'area potremmo dire tra Ionio e Egeo, senza sostanziali risultati, no? Anche perché appunto la Spagna è interessata a Tunisi, a riprendersi Tunisi, che era stata occupata dai musulmani qualche anno prima, e non è interessata affatto a altre questioni, e in più c'ha Filippo II proprio nel 1572 c'ha di nuovo molto molto vivo il problema dei Paesi Bassi, cioè la Spagna è occupata con tutte le sue forze a cercare di contrastare la ribellione olandese, no? Poi voi sapete che gli esiti non saranno positivi per la Spagna, non più di tanto, anzi negativi, insomma, sostanzialmente si arriverà poi alla tregua, ma in questo momento siamo al, come dire, parossismo della rivolta olandese, e quindi Filippo II ha altre cose a cui pensare piuttosto che contrastare gli ottomani, che per il momento sono lì. E dunque la conseguenza immediata è Venezia che fa? Quindi 1572 si comincia a pensare alla pace, per l'appunto, no? A una pace separata, tra l'altro, perché Venezia, o meglio, il gruppo di potere veneziano, i cosiddetti vecchi, che va identificato con un gruppo di persone che è più o meno la generazione del post-Agnadello, insomma, persone nate nei primi 2 decenni del secolo e che sono vissuti con l'idea che è meglio fare buoni affari piuttosto che scannarsi reciprocamente. È il Consiglio dei 10 a trattare questa pace direttamente, quindi scavalcando completamente il Senato. Corrispondendo c'è un personaggio che rimane lì 7 anni in totale a Costantinopoli, che si chiamava Marcantonio Barbaro, che è uno dei 2 fratelli di cui alla villa di Maser, amico, no, di Palladio, quello che si farà ritrarre in veste da turco, vero? E Marcantonio Barbaro conosceva bene, è lui che pilota in sostanza, poi ci sono altri 2 ambasciatori, uno straordinario, quello rientrato, insomma c'è un certo afflusso di persone e alla fine si porta a casa una sconfitta per nulla onorevole, perché appunto la Venezia è costretta a dare un risarcimento di 300.000 ducati al sultano e la cessione di Cipro, no? Quindi definitiva. È una pace che verrà molto contestata ed uno degli elementi che mette proprio in crisi, direi, la leadership di questa partito è una parola che non va bene evidentemente per la Venezia dell'epoca, di questa aggregazione, insomma, dei vecchi di Venezia, che è un partito tendenzialmente pacifista, perché anche nel 40 più o meno i loro predecessori si erano comportati nello stesso modo. Accontentiamo sto turco e torniamo a fare affari, insomma, ecco, non ci conviene, anche perché la guerra, ecco, non l'ho detto, di Cipro è una guerra costosissima, proprio per questo problema del dispositivo, c'è un dispendio di forze, di energie, di denaro, indebitamento fortissimo in quel momento, da cui poi si riuscirà a rientrare abbastanza bene, ma in quel momento c'è una preoccupazione molto forte per quel che riguarda proprio la spesa pubblica, il bilancio direi, quello che oggi chiameremo il bilancio dello Stato, no? Quindi pace separata per garantire un rientro a una sorta di normalità, e tenete presente che appunto per circa 80 anni la cosa funzionerà abbastanza bene, no?
Le conseguenze di più ampio respiro, e qui concludo veramente, un minuto solo, dicevo, una l'ho già enunciata quasi all'inizio, Lepanto apre un lungo periodo di equilibrio tra le tre potenze che si dividono. Poi bisognerebbe aggiungere che poi questo sarà anche il periodo in cui iniziano ad arrivare altri protagonisti in Mediterraneo, prima di tutti i francesi, che erano già installati a Costantinopoli con un loro rappresentante, tant'è vero che l'ambasciatore francese favorisce la pacificazione del 1573, ma poi arrivano gli olandesi, ci sono presenti gli inglesi anche, vero, nel 500, molto interessati alle uvette, vero, delle isole Ionie, anche loro interessati, tutto sommato tutti interessati però a un equilibrio, appunto, a una forma di convivenza, proprio perché i traffici in Mediterraneo sono assai lucrosi per tutti, al netto appunto dei problemi di pirateria. Il secondo conseguenza è il ripristino di normali rapporti commerciali, cioè si ritorna allo statu quo ante, da parte ottomana non vengono ovviamente ritirati i privilegi di cui godevano i navigli e la bandiera veneziana, e quindi si ritorna a poter, come dire, commerciare senza gravi problemi. Naturalmente Venezia mantiene il suo bailo, il suo rappresentante a Costantinopoli. I turchi non avranno mai, vero, un rappresentante stabile né a Venezia né altrove, mandano degli inviati alla bisogna, potremmo dire così, ma in sostanza si ritorna, potremmo dire, a quella che è stata la normalità dei 278 anni di pace tra le due potenze. Quello che cambia probabilmente, come dicevo, è la percezione che l'intera compagine degli stati cristiani ha della potenza turca. I turchi non sono invincibili, i turchi si possono arrestare, e direi Lepanto inaugura, anche se poi gli effetti reali li vedremo solo tardi, no? Direi tra il tardo 600, no? Quando la potenza austriaca incomincerà a infliggere le prime grandi, Eugenio, no, di Savoia, le armate austriache cominceranno a infliggere le prime grandi sconfitte terrestri, no, alle armate turche, e anche gli stessi veneziani, no, riconquisteranno la Morea, la prima guerra di Morea nel tardo 600, si comincia a vedere comunque da qui che il destino non è di essere sopraffatti, potremmo dire così, dall'impero ottomano. Ripeto, fino a Lepanto nessuna sconfitta. L'espansionismo ottomano aveva avuto campo, potremmo dire, libero, no? Da Nord Africa fino all'Ungheria. A questo punto, no? Che era già in mano ottomana in questo momento, a questo punto si capisce che probabilmente questo mito dell'invincibilità non c'è, ecco, e casomai possiamo dare una risposta, e molto a lungo, fino appunto alle guerre tardo seicentesche e settecentesche, di solito viene opposto alla forza immensa dell'impero ottomano, vengono opposte delle alleanze, questo sì, delle alleanze fra alcuni degli stati europei che assieme fanno fronte, no, alla volontà espansionistica che continuerà a manifestarsi ancora a lungo, no? Venezia poi, voi sapete, perderà Creta, la lunghissima guerra di Creta, dove peraltro sul mare otterrà anche delle notevoli vittorie, vero? Perché a un certo punto la flotta veneziana negli anni 60 dei 600 mette sotto scacco i Dardanelli, cioè provano a fare il blocco navale dei Dardanelli, in parte ci riescono, quindi c'è una vicenda molto complessa anche lì, perché la lunga guerra di Creta ha degli aspetti, diciamo, anche contraddittori, per non dire che poi Venezia, dopo quei fatti, comincia a espandersi all'interno della penisola balcanica, cioè la linea di confine dal minimo a cui era ridotta nel 1573, arriverà fino al 1718 attraverso tre successivi spostamenti ben all'interno della penisola balcanica. Non con grandi vantaggi, però va tenuto presente anche questo aspetto, forse ancora poco studiato. Quindi da questo momento in avanti il mondo
e di qui ecco appunto, per ritornare all'inizio, il mito, no? Il fatto che Lepanto rappresenta la possibilità di fermare un pericolo, perché effettivamente, diciamo, no, l'impero ottomano è stato un pericolo per gli stati europei e per anche l'egemonia nel Mediterraneo fino al 1571. Lo saranno ancora un po', ma da questo momento in avanti si sa che si può far fronte a questo pericolo stesso. Vi ringrazio della... Scusate, ho sforato. Alfred, non riesco più a mettere il posto. Bene, grazie Walter, noi avremo tempo fino alle 5 e alle 7, veramente due brevi osservazioni in margine. Grazie per questo quadro che ha cercato di mettere insieme, potrei dire, un aspetto geopolitico di grande scala e un aspetto tecnologico, no? Molto interessante questa evoluzione anche della tecnica navale e della costruzione delle armi da guerra. Io volevo soltanto fare due osservazioni veramente, come dire, a piedi pagina, se mi permettete. Una l'hai già anticipata. E allora noi potremmo anche sottolineare ulteriormente un aspetto che tu hai giustamente hai fatto un cenno, no? Allora, secondo una interpretazione un po' diversa da quella che abbiamo sentito qui, Lepanto rappresenta, per così dire, lo zenith di quello che una brava storica americana, che si chiama Molly Green, questa storica, ha definito l'antico regime mediterraneo, l'ancien régime mediterraneo, e cioè un modo di governare, di vivere il Mediterraneo nei suoi aspetti di pace e di guerra, che ha le sue basi nel 400, forse ancora prima. Abbiamo parlato della Quarta Crociata, potremmo parlare del 300, un equilibrio in cui veneziani, greci, bizantini e poi turchi, hanno in qualche modo convissuto. Ricordiamo che il Papa si arrabbiò moltissimo agli inizi del Cinquecento, al tempo delle guerre d'Italia, quando, e ancora prima, Pio II Piccolomini a metà del 400, fulminò la crociata nei confronti dei turchi e i veneziani dissero no, noi dobbiamo fare i nostri affari. Quindi c'è sempre la pace e la guerra che, come dire, proprio come su un pendolo, no? si alternano. Quindi questo aspetto che va sottolineato, la fine di questo antico regime è rappresentato quasi da Lepanto, cominciano a intravedersi queste nuove potenze. Ricordiamo che, tanto così per dire, che pochi anni dopo Lepanto c'è un'altra grande battaglia navale, altrettanto famosa e altrettanto mitizzata, quella dell'Invincibile Armata. Quella in cui le nuove, ancora più moderne navi inglesi sconfiggono le lentissime e poco maneggevoli navi spagnole, ed è l'inizio della fortuna, potremmo dire con qualche virgoletta, va bene, capitalistica delle nuove potenze, l'Inghilterra e poi l'Olanda. Quindi questo aspetto teniamo presente quando vogliamo dire che cos'è il Mediterraneo. Poi un'altra osservazione che volevo fare e che si lega a una cosa che ho detto un'altra volta, il fumo, questa così incidentalmente. E allora mi è venuto in mente proprio quello che vi dicevo di Tolstoi, di Guerra e Pace, no? L'altra volta l'ho raccontato e l'ho citato per dire la molteplicità dei punti di vista, ma questa cosa della molteplicità dei punti di vista, cioè di come non i capitani delle galeazze, non i grandi generali, eccetera, vivevano quotidianamente la battaglia, anche i grandi protagonisti di Guerra e Pace dicono, e Tolstoi lo dice in modo magistrale, che non si capisce mica chi vince la battaglia, si capisce mica. Io che partecipai, non come attore, ma così come osservatore, a una
ha una riproposizione in costume che si fa ogni anno, adesso non con il Covid, ma insomma, a Sacile. Sacile è il luogo di una famosa battaglia napoleonica, una grossa battaglia napoleonica, una delle più grosse battaglie del nord-est, e ancora oggi talvolta trovano sottoterra gli scheletri di un cavallo, qualche arma particolare, e la rievocano, e fanno naturalmente, sparano a salve, ma veramente, e riproducono la battaglia così come andò, tra gli austriaci e i francesi. Si alza un fumo che veramente non si capisce nulla. Ecco, quindi quell'osservazione che tu hai fatto leggendo quel documento del Cinquecento mi è sembrata veramente evocativa e molto concreta. E infine un'ultima cosa, c'è una Lepanto prima di Lepanto. Se mi permettete veramente gli ultimi 2 minuti per finire questa bella lettura che Walter ci ha offerto. Ed è una di quelle date che avete visto, 1499. La racconta in un modo magistrale, questa Lepanto prima di Lepanto, diversi autori, ma soprattutto Marin Sanudo, che l'annota nei suoi diari. Antonio Grimani era, quelli di Palazzo Grimani, quelli di Sgarbi, va bene, intanto così i veneziani capiscono. Antonio Grimani era uno dei nababbi, uno degli uomini più ricchi, se non il più ricco di Venezia, era già molto avanti con l'età. Non solo nell'Italia del 2022 gli uomini molto anziani ambiscono delle cariche importanti, e anche nel 1499. E successe che lui, grazie al suo denaro, ottenne la carica di generale in capo dell'esercito veneziano. Andò a Lepanto, e nelle acque lì, quelle vicino proprio a quelle che ha raccontato Pancera, purtroppo non sappiamo se è proprio lì quel miglio, ma insomma in quell'area, partendo lo stesso da Corfù, facendo tappa, ci fu una battaglia con i turchi. Voi la potete vedere perché su Google ci sono i diari di Marin Sanudo, potete andare a leggervela. Ed è descritta benissimo, ed è veramente uno specchio opposto a quella che abbiamo sentito, e cioè i turchi presero un grande vantaggio, poi i veneziani lo riacquisirono, sembrava che i veneziani avessero vinto, ma uno di quei 20, di quelle bore, di quei garbin che girano, fecero girare anche l'esito della battaglia, e la truppa veneziana venne debellata. Antonio Grimani arrivò a Venezia, ma la potenza dell'informazione, che c'entra anche in questa battaglia, perché questo diventa un caso europeo, perché c'è una nuova roba che è l'informazione, non è ancora la stampa come la conosciamo noi, ma è la circolazione di notizie, di fogli volanti, come si diceva. E Antonio Grimani dunque arriva a Venezia nottetempo, perché quest'uomo un po' vecchiotto e ricco e potente e con grandi rapporti di favore e di stima a Venezia pensava di in qualche modo scamparla, ma come con una sceneggiatura degna di un film, quando lui arriva al molo di San Marco, la città praticamente si illumina, e c'è tutta la folla, tutto il popolo veneziano che aveva inneggiato alla vittoria di Lepanto nel 1500, il popolo veneziano che invece dileggia il perdente, e gireranno nei giorni successivi dei cartelli e i bambini canteranno lungo le strade della città Antonio Grimani, traditor dei cristiani e ribello dei veneziani, come una filastrocca. Ne venne fatto anche un processo che Marin Sanudo racconta molto bene. Allora questa Lepanto così è una specie di rivincita, in qualche modo anche, forse nella mitologia, non viene raccontata perché è ignominiosa, una sconfitta, no? Ma rappresenta certamente un background che i veneziani nel corso delle generazioni avevano in mente. A proposito di sconfitte, speriamo di vederci numerosi la settimana prossima,
perché appunto parleremo di una sconfitta che però ha fatto storia e ha cambiato profondamente la struttura e la mentalità dello Stato veneziano, soprattutto grazie all'opera di uno dei provveditori generali in campo, ma ce lo racconterà Pezzolo, che era un altro doge, perché Antonio Grimani poi venne condannato, venne mandato all'esilio, ma poi venne eletto doge, vecchissimo, ancora più vecchio. Va bene, comunque ci vediamo. Speriamo non riaccada. Speriamo non riaccada. Perché la